una grande novità è la volontà di dar vita a una piattaforma che ormai è in vita e avrà la sua prima verso il 20 di gennaio, ma sarà la nostra controparte scientifica nel percorso dell'autonomia. L'autonomia non è solo un percorso giuridico, ma ha bisogno di un supporto scientifico di altissimo livello e con il portale lo si avrà. Darà modo ai cittadini di poter consultare dati, informazioni, dare risposte a quesiti e dall'altro a tutti i nostri tecnici, che sono tutti professori universitari, accademici di indiscussa fama, di avere un back office, come si dice, avere una parte riservata nella quale portare avanti discussioni, e statistiche, ragionamenti e molto altro ancora. Visto e considerato che comunque l'autonomia o la si fa per scelta o la si farà per necessità, non ci sono vie di uscita, l'autonomia risanerebbe questo Paese, lo risanerà, per cui questo governo ha la possibilità di scegliere di farla o a qualcun altro gli sarà imposto di farla, visto e considerato che questo modello ha fallito per un semplice motivo: se mi dici che l'Italia ha due velocità, siccome l'autonomia non c'è, vuol dire che il centralismo e l'assistenzialismo hanno devastato il Paese.